ora in onda Potere al Popolo. Silvano, è un po' che non la sentivamo, poi c'ha dei contenuti, diciamo, particolari. Ancora buongiorno, Sammy Varini in diretta nazionale dagli studi di via Bellerio 41 a Milano, dove c'è il fortino della Lega. Noi siamo sotto in un bunker, come i soldati italiani, minimo. E lì che facciamo? E parliamo tutto il giorno. Parliamo, ma anche ascoltiamo. E in effetti non mancheranno i vostri WhatsApp arrivati questa mattina al 340 6709 659, mentre le ultime notizie dicono che è stato abbattuto un missile nei cieli turchi, un missile dell'Iran. La NATO lo ha abbattuto poco fa. È caduto un aereo statunitense da rifornimento, 4 morti. Teheran, raid sulla manifestazione, c'è Largiani. Questa è l'apertura del sito del Corriere della Sera. Striscia rossa invece sul sito di Repubblica, Chiara Petrolini parla in aula, non sono un'assassina, non volevo fare del male ai miei bambini. E anche qui il raid sulla manifestazione a Teheran, presente il capo del Consiglio di sicurezza. Morti 4 soldati USA e uno francese. Trump ai leader del G7, l'Iran è pronto alla resa. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, che come di consueto si collega in ogni trasmissione con il Parlamento per commentare l'attualità. Oggi abbiamo con noi l'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Ciao! Buongiorno, ciao Sammy, buongiorno ai vostri radioascoltatori, e visto che ci ascoltano anche sul web ho imparato questo termine, web ascoltatori. Quindi buongiorno anche ai vostri web ascoltatori. È vero, ma adesso è un casino la radio, lo sai Alessandro, perché non è soltanto in FM, noi siamo anche sul DAB, ma poi c'è internet, ma ci sono quelli su Facebook, su YouTube, su Twitch, ed è un bel caos salutarli tutti quanti, ma io ogni mattina li saluto tutti, no? Perché poi ci sono quelli in diretta, ma ci sono quelli che ti ascoltano magari dopo 2, 3, 4, 5, 6 ore, quindi bisogna specificare, no? E fai solo, la trasmissione la fai solo specificando tutti i tipi di ascoltatori che ci sono, ma è il bello dell'evoluzione della radio. Ormai la radio non è soltanto radio, vedi, è anche televisione, per cui bisogna cercare di utilizzare tutte le corde possibili per informare, ma le fonti sono importanti, ed è proprio per questo che noi ti ringraziamo di essere con noi, perché l'onorevole Alessandro Giglio Vigna è un deputato della Lega e proprio l'altro giorno è intervenuto nella discussione sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni. E allora ti chiediamo quali sono i punti più cari alla Lega nella risoluzione che è stata approvata, mentre lo ricordiamo l'opposizione non era molto d'accordo, ma non erano d'accordo neanche tra di loro, mi pare di capire. Alessandro, a te. No, infatti, questo è un dato importantissimo, il cosiddetto campo largo su questi temi, ma in realtà nella maggior parte delle discussioni si frantuma e si distrugge in insomma linee politiche diverse per partito, poi anche all'interno dei singoli partiti hanno un sacco di quelli che in termine parlamentarese vengono chiamati cosiddetti voti ribelli, ovvero quando si vota contro la linea del proprio gruppo politico, mentre la maggioranza ovviamente è compatta. Abbiamo votato una risoluzione in cui vi sono molti argomenti della Lega, ma allora intanto diciamo una cosa, noi ovviamente la notizia che arriva dagli Stati Uniti dal presidente Trump, ovvero che il regime terribile, sanguinario degli Ayatollah sta per cadere, ovviamente ci fa piacere, anche perché stiamo parlando di un regime estremista islamico, quindi finanziatore di molti gruppi terroristi, i barbuti tagliagola islamici, ISIS, Hezbollah, Hamas e via dicendo, però vicino alla bomba atomica. Quindi il fatto che quel regime stia per crollare
chiaramente ci fa piacere, perché uno Stato estremista islamico che stava per arrivare alla bomba atomica, è chiaro che non era un qualcosa di positivo ed era qualcosa che ci metteva in agitazione. Detto questo, come Lega siamo stati molto chiari in tutta la discussione, nella scrittura della risoluzione, poi nella discussione in aula. Noi abbiamo puntato in tutta questa fase a una proiezione di tipo interno, nel senso che abbiamo voluto mettere nero su bianco, e poi l'abbiamo anche ribadito nella discussione, che chi specula su questa situazione, quindi stiamo parlando di rincari di carburanti e di energia non giustificati, deve essere assolutamente punito con multe salate, punito con ammende pesanti, e questo è un primo punto. E poi è chiaro che in Europa noi portiamo una posizione chiara. Questo è il momento di semplificare, di togliere tutti quei lacciuoli della burocrazia europea, di sospendere quella assurda eurotassa che si chiama ETS, che sarebbe la tassa su chi inquina, e di smantellare l'ideologia dell'elettrico a tutti i costi europeo. Parliamo dei cosiddetti dazi interni, ovvero tutta quella burocrazia, quelle spese che derivano dal fatto che c'è un'Europa che non riesce a fare gli interessi dei cittadini e delle imprese. E questo è un primo punto, perché a pagare non devono essere i cittadini italiani e le imprese italiane. Quindi una proiezione, diciamo, di tutta questa situazione che però guarda all'interno del paese. E poi c'è il grande tema della sicurezza, c'è il grande tema della difesa, e anche qua noi come lo decliniamo? Noi lo decliniamo guardando verso il paese, guardando verso l'interno della nostra Italia. E noi per sicurezza e difesa diciamo che questo qua è il momento di arrivare a sbarchi zero, perché il pericolo che si infiltrino cellule terroristiche sul nostro territorio, di nuovo estremismo islamico, in questo momento è chiaramente reale. Perché dall'altra parte c'è un regime che sta per crollare, e quindi può essere che dall'altra parte diano l'ordine di creare situazioni non belle sul nostro territorio, in Europa e in Italia, o magari, visto che la loro catena di comando è totalmente crollata e distrutta, può essere che qualche cosiddetto cane sciolto agisca da solo. Quindi questo è il momento di arrivare a sbarchi zero. Con il ministro Piantedosi abbiamo già fatto tantissimo, abbiamo riattivato riacceso il DL sicurezza di Matteo Salvini, abbiamo fatto una serie di azioni, tale che adesso vi sono già meno sbarchi, c'è già il 60% di sbarchi in meno. Certo che l'Europa deve fare la propria parte. Poi rimpatri, avanti con i rimpatri, poi lotta al radicalismo islamico sul nostro territorio, lotta alla radicalizzazione sul nostro territorio, e soprattutto implementare quella positivissima azione che si chiama Strade Sicure, quella operazione congiunta Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno,
che è strade sicure, che è assolutamente da implementare. Da quei 6.000 militari che oggi sono impegnati sul nostro territorio, la Lega ne vuole altri, dobbiamo aggiungerne, e quindi noi siamo un partito di amministratori, siamo un partito di territorio, siamo un partito facilmente trovabile per la strada grazie alle nostre sedi aperte, grazie ai nostri segretari di sezione, grazie ai nostri militanti, i nostri consiglieri, i nostri amministratori, i nostri gazebo, i nostri volantinaggi. Siamo il partito più radicato e più all'interno della società civile di tutto il paese, e quindi ovviamente anche in questa situazione che ha dei risvolti importanti di geopolitica, di sicurezza globale e via dicendo, noi non possiamo come valore aggiunto, non possiamo che guardare al nostro interno, cioè all'interno del nostro paese. Non possiamo che anche in questa situazione dare una proiezione interna, e quindi che non siano i cittadini e le imprese a pagare tutto questo attraverso tutte quelle azioni che ho detto prima, lotta a chi ci specula, sterilizzazione delle accise, sospensione delle tasse europee, smantellamento dell'ideologia turboambientalista che crea problemi alle nostre imprese, sburocratizzazione, semplificazione, e dall'altro lato ovviamente difesa, sì certo, anche questa però con una proiezione interna, e quindi strade sicure, sbarchi zero, lotta al radicalismo e alla radicalizzazione islamica. E questa la fotografia di Alessandro Gigliovigna, senza dimenticare, Alessandro, che in questo weekend saranno centinaia i gazebo della Lega in città, piccoli paesi, per raccontare il motivo del sì al referendum sulla giustizia, ma come dico sempre io, non saremo solo lì a parlare, ma anche ad ascoltare la gente, perché il bello della Lega è proprio che ascolta il territorio e cerca di tradurre le proteste in proposte politiche. Quindi, Alessandro, l'appuntamento è nel prossimo weekend, in questo che arriva, che comincia domani, in tante piazze con il gazebo della Lega. Assolutamente, assolutamente sì, ci sono tantissime ragioni per andare a votare sì. Io voglio fare un appello: andate a votare, perché quello che doveva essere un referendum trasversale è stato politicizzato dalla sinistra, e neanche dai partiti di sinistra, dai magistrati di sinistra. Quindi più persone vanno a votare e più c'è possibilità che vinca il sì, e noi dobbiamo far vincere il sì per rendere questo un paese normale, perché troppe cose sono successe in questo paese per non capire quanto c'è la necessità di riformare questa giustizia. Vi do un elemento in più, un elemento diciamo con una proiezione internazionale, se volete. Sì, sì. Sapete che quando una impresa straniera deve investire nel nostro paese, deve investire in un paese europeo, quando un'impresa americana o un'impresa canadese deve investire in un paese europeo, vi sono delle riunioni, dei meeting, per esempio in grattacielo di Manhattan, in cui vengono spiegati i pro e i contro dei vari paesi. L'Italia c'ha tanti pro, fra cui in questo momento anche una stabilità politica incredibile rispetto agli altri paesi europei, rispetto a Germania, Francia, Spagna. Vengono analizzati i conti dello Stato, e quindi l'Italia in questo momento ha dei conti dello Stato incredibili grazie all'azione del super ministro Giancarlo Giorgetti. Insomma, ci sono molti pro, ma voi immaginatevi questo momento di questa riunione in questo grattacielo di Manhattan, dove c'è un
giovane manager che ha studiato i vari paesi europei, e poi a un certo punto si arriva anche ad analizzare il tema giustizia. E il tema giustizia, su quella la lavagna luminosa, da questo giovane manager che spiega ai manager più anziani il perché investire in un paese o nell'altro, con la sua bacchetta punta il meno scritto in rosso su questa lavagna luminosa e dice: l'Italia però c'ha un problema di giustizia, perché ci sono i processi lunghi, perché c'è una disparità fra difesa e accusa nel caso dei processi penali, quindi appunto la disparità fra avvocato, PM, la vicinanza fra giudici e PM, e quindi la giustizia è considerata un valore negativo per le imprese straniere se investire in Italia o investire in altri paesi. Per noi è un peso, Quindi questo è un altro motivo, facciamo che in quella riunione la giustizia diventi un più e sia perlomeno un valore non negativo, ma almeno zero oppure positivo per venire a investire nel nostro paese. Questo è un elemento in più a cui tanti non pensano, però chi come me ha a che fare anche col mondo internazionale sa che esiste anche questa dinamica. Hai detto tutto. Spero di avervi dato una suggestione, ho cercato di raccontarvela quasi come se fosse una... Esatto, è un mantra che bisogna poi ripetere, perché in questi giorni incontriamo gente e sono esempi facili, semplici da raccontare, ma importantissimi. Grazie all'onorevole Alessandro Giglio Vigna. Buon lavoro! Un abbraccio, viva Radio Libertà. Ciao Sammy. Qui Parlamento. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Hello everyone, this is Annabelle and this is my debut single, Alone. Thank you, Radio Libertà, for the support, and a warm greeting to all the listeners. Enjoy the listening, and a big hello to Radio Libertà. Bye-bye. I beg you, look into my eyes. They'll tell you how the morning waits for the sun, how a poem zinc waits for the sweetest word to be written. Stay with me. Please lean your hand on my chest. Listening to my silence, it will tell you what the wind needs to blow, what lights up a star. Stay with me. Don't leave me alone tonight. Don't let the night turn off my stars. Don't let go my hands, I beg you. Tell me you will stay with me, I beg you. Don't leave me alone, alone, alone tonight. Don't leave me alone, alone, alone. Stay with me till everything is still, till the time will stop going by. Stay with me, stay with me, stay with me, till everything is still, till the time will stop going by, till even fade
Gaze up. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me. Don't leave me alone. Alone. Alone tonight. Don't leave me alone. 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 Interessante. Chiamatelo pop emozionale, approccio essenziale, sincero. Lei si chiama Annabelle, scritto Annabelle, la canzone Alone, e ci ha fatto anche la presentazione in inglese, ragazzi, cioè capite che musica, sì, musica quella bella, quella sconosciuta sulle altre radio, ma di altissima qualità. Sono le 11:27, grazie ad Annabelle, signori, ma adesso ne sentirete delle belle, perché a quest'ora, veramente non a quest'ora, ma siamo decisamente in ritardo, ci dobbiamo scusare con lei, oggi verrete bloccati un po' più tardi, voi che ci ascoltate su YouTube o su Facebook, perché quando arriva lei ci bloccano. Tocca a Chiara Soldani, ciao! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti, perdonati per il ritardo, non c'è problema. Lo sai. Per la censura meno, ma lì è colpa mia, quindi non è colpa vostra. Esatto, tra una guerra e un referendum Esatto. Davvero c'è da raccontare tante cose. È chiaro che tu ne racconti altre che sono decisamente spinosissime, che riguardano la nostra terra. Allora, cos'è sta cosa che ogni settimana c'è un immigrato che cerca di rapire un bambino e la donna violentata per ore da un marocchino e il ragazzo egiziano che progettava attentati contro stadi e chiese? Cioè, capite perché la Chiara Soldani è peperina? Lei la leggete su leggifuoco.it o in versione cartacea, si chiama Fuoco, ma quando parla qua in radio mette in difficoltà tutti coloro che ci ripetono, i ripetitori saltano, ci bloccano su Facebook, su YouTube, allora mi blocco anch'io. Chiara Soldani, a te! Ti ringrazio Sammy, purtroppo ogni settimana ci ritroviamo sempre a fare un resoconto, un riepilogo sicuramente allarmante, ma non perché a noi piaccia creare allarmismo, semplicemente perché abbiamo il dovere, il compito morale e insomma anche professionale chiaramente di raccontare tutte quelle notizie scomode, soprattutto quelle che, lo ripetiamo sempre, non vengono particolarmente diffuse sui grandi media, su giornali nazionali o quant'altro. Ci sono ovviamente, noi menzioniamo molto spesso La Verità, il giornale, che hanno sempre il coraggio insomma anche di avanzare e di proporre ai lettori degli argomenti estremamente divisivi e in controtendenza, e quello che facciamo noi chiaramente alla radio è praticamente lo stesso, insomma cerchiamo sempre di censure a parte, comunque di scuotere un po' le coscienze e soprattutto di documentare al meglio senza connotazioni politiche, perché comunque ci piace essere super partes e soprattutto non razzisti, semplicemente noi raccontiamo le cose riferendo e riportando ai nostri ascoltatori la reale nazionalità dei soggetti che compiono atti delinquenziali. E anche questa settimana purtroppo sia a livello nazionale, poi insomma anche lo scenario internazionale chiaramente così preoccupante, insomma una polveriera sempre pronta ad esplodere, e quindi ritorna anche in un certo senso lo spettro del terrorismo, ma la cronaca anche di questa settimana ci riporta al problema sicurezza su tutto il nostro territorio nazionale. Ennesimo tentativo di rapimento, e ne abbiamo già parlato, sono ormai diverse settimane che si ripete questo terribile copione, cambiano i soggetti in questione, cambiano ovviamente i protagonisti e i luoghi, ma parliamo sempre più o meno di centri commerciali, comunque di parcheggi piuttosto grandi, dove si verificano tentativi di rapimento di bambini molto piccoli. In questo caso ci troviamo a Latina, sempre in un supermercato, sempre come dicevo in un parcheggio. È l'8 marzo, il pomeriggio
di qualche giorno fa, quindi una notizia molto recente. Un iracheno 34enne apre, dopo essersi aggirato in maniera sospetta tra le auto parcheggiate, apre appunto lo sportello posteriore di una di queste auto in sosta e cerca di strappare dalle cinture di sicurezza del suo seggiolino un bambino piccolissimo. Fortunatamente la mamma al suo fianco è intervenuta in maniera molto decisa, e sono intervenuti anche coloro che hanno in precedenza, che avevano notato questi movimenti sospetti di questo losco personaggio. Insomma, intervengono poi le forze dell'ordine in maniera tempestiva e viene scongiurato, insomma, il pericolo che questo bambino venisse effettivamente sottratto ai suoi genitori. Che dire, sono episodi veramente gravissimi, anche perché stiamo parlando di orari praticamente molto comuni rispetto, insomma, alla vita di tutti quanti noi. La mattina, il pomeriggio si va a lavoro, si fa la spesa, insomma non stiamo parlando di orari tra virgolette pericolosi o particolarmente attenzionati, luoghi appunto che frequentiamo tutti, e questi soggetti a piede libero che si muovono esattamente come vogliono, che delinquono. E tra l'altro ovviamente è stato arrestato il soggetto in questione con l'accusa di tentato sequestro di persona, ma anche con l'accusa di porto d'armi e oggetti atti ad offendere, perché era munito, insomma, di aggeggi, strumenti e quant'altro che chiaramente potevano ulteriormente incutere terrore. Un'emergenza, ripetiamo, che ogni settimana ci troviamo purtroppo a raccontare e che colpisce appunto le persone comuni che vivono una vita normalissima e che devono avere paura persino di andare a fare la spesa con i propri bambini. Altra notizia, una notizia in questo caso terribile, una scena, anzi una nottata dell'orrore, quella che si è consumata tra il 26 e il 27 febbraio, notizia però che emerge nelle ultime ore. Ci troviamo nella Bergamasca e anche in questo caso parliamo di un 43enne, stavolta marocchino, anche in questo caso, ribadisco, con precedenti penali analoghi agli atti che ha commesso e alla violenza che ha perpetrato ai danni di una 26enne, ragazza che da un conoscente è stata portata nell'abitazione appunto del marocchino, che insomma l'aveva invitata e che le stava offrendo della droga. La ragazza si rifiuta, insomma il signore in questione decide bene di colpirla con una spranga di ferro. Ovviamente la ragazza perde conoscenza, viene trascinata nel bagno dell'abitazione e subisce per ore una violenza sessuale veramente atroce, sotto minaccia di morte. Tra l'altro la ragazza è stata tenuta praticamente ostaggio appunto di questo, definiamolo, energumeno, se vogliamo essere così gentili, e fortunatamente è riuscita a dare l'allarme. Sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti e ovviamente anche accusandolo di reato di violenza sessuale, con pericolo di reiterazione, perché in precedenza, come dicevo poc'anzi, il soggetto in questione aveva già messo in atto comportamenti violenti nei confronti di donne a sfondo ovviamente sessuale. E quindi questa, insomma, è una notizia che sembra estratta da un film dell'orrore, ma è purtroppo la cronaca e qualcosa di terribile che ci troviamo anche stavolta a documentare. Tornando al discorso dell'emergenza terrorismo, che in questo quadro di geopolitica così complicato torna a farsi sentire anche nel nostro territorio, stavolta andiamo a Brescia. Un egiziano, un ragazzo giovane, notizia del 7 marzo, quindi anche qui di qualche giorno fa, progettava attentati contro stadi e contro le chiese. Un giovane che è stato appunto arrestato per terrorismo internazionale, in questo caso parliamo di un egiziano che faceva parte di un'associazione molto composita appunto di fratelli musulmani che avevano questo obiettivo, insomma, di colpire gli infedeli cristiani. Il soggetto era già stato arrestato peraltro nel 2024, ma era tranquillamente tornato a vivere da uomo libero, anche lavorando. Intensa e meritevole l'attività investigativa che si è svolta tra Brescia e Bergamo. Il ragazzo, insomma, essendo anche molto giovane, chiaramente era particolarmente attivo sui social, sempre condividendo materiale afferente a tematiche jihadiste. Ovviamente l'obiettivo erano i kuffar, come dicevo prima, quindi noi infedeli, tutti quanti noi cristiani. Ora sono ovviamente
al vaglio tutti i dispositivi che sono stati sequestrati a questo giovane, non un semplice lupo solitario, perché apparteneva al gruppo I Pericolosi d'Egitto. Ovviamente c'erano tanto di istruzioni per Kalashnikov, per bombe, per realizzare insomma tutto questo materiale tranquillamente a casa e ovviamente materiale esplosivo, ma anche dei video tutorial per l'addestramento, ovviamente sempre con obiettivo terrorismo. E infine Sammy, stavolta andiamo in Gran Bretagna. Vittima questa volta gli uomini, perché lo ricordiamo sempre, anche gli uomini sono vittime di violenze fisiche, psicologiche e non soltanto. Insomma, questa simpatica e gentile signora di 31 anni fingeva violenze sessuali addirittura dal 2013. Felice perché la faceva sempre franca ed è riuscita a far addirittura arrestare almeno 19 uomini innocenti. La persona in questione, la machiavellica, si chiama Stacey Sharpes e la prima accusa appunto risale a qualche anno fa, insomma falsissime, diciamo così, per citare Fabrizio Corona, tutte le denunce che lei ha avanzato contro gli uomini. E insomma tante volte, insomma, lo ricordiamo, non soltanto le donne subiscono violenze, ma ci sono anche tante donne che, facendo leva un po' su questa situazione, evidentemente non solo in Italia, questa sensibilità nei confronti della violenza ai danni delle donne, invece ben pensano di utilizzare questa arma contro uomini assolutamente incolpevoli. Un mix in questo nostro venerdì insieme. Sammy, purtroppo diciamo vorrei sempre portare delle notizie positive, ma in questo caso abbiamo dovuto chiaramente, come sempre, privilegiare la cronaca nuda e cruda. Ed eccola la settimana di cronaca secondo Chiara Soldani. Grazie Chiara, buon weekend e alla prossima. Grazie a te Sammy, un saluto a te, un abbraccio a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate dell'efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io canto a te.
Sai qualcosa è nato in me che mi fa commuovere, m'hai fatto innamorare tanto. Piano piano hai scaldato il mio cuore freddo col tuo amore immenso come il mare, il sublime naufragare. Ti ho amato in altre vite già, nei sogno forse là, in fondo all'anima, nell'Eden che cerco qua. Meraviglioso è sentire in me quell'emozione dell'amore. Meraviglioso è sentire in me quell'emozione dell'amore. Ma chiaro, Radio Libertà è anche cultura, è emozioni, è trasformazione, perché la vita di tutti i giorni ci obbliga quasi a trasformarci. Ci è venuta a trovare da Capannori, in provincia di Lucca, un paese del quale lei è anche ambasciatrice ufficiale, Paola Massoni! Ciao Sammy, ciao a tutti. Oh, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Allora, la Paola Massoni la seguiamo ormai più che da qualche mese, da qualche anno che ti seguiamo, e seguiamo il tuo entusiasmo per il palco, per la musica, ma per tutto quello che è comunicazione. Allora, tu sei soprano, scrittrice, compositrice, insegnante di storia e letteratura, canto e pianoforte. Dimmi se ho dimenticato qualche cosa, cos'altro? No, ci siamo. Diciamo che mi occupo anche un po' della ideazione, dell'organizzazione, e sono direttrice artistica della Calliope, dell'Accademia della Voce Artistica. Quindi è una che non si ferma mai quando c'è da comunicare. Comunicare che cosa? Allora, questa tua passione per la lirica, ma non soltanto per la lirica, secondo me è un qualcosa ancora di più grande, anche perché il tuo pubblico è molto vasto. Chi ti ascolta non sono soltanto quella cerchia magari più selezionata, la lirica non sempre è per tutte le orecchie, ma il tuo pubblico è molto variegato, ci sono anche i giovani, e tu mi hai fatto avere anche delle fotografie che ascolti Radio Libertà quando passi i tuoi pezzi, dalla classe insieme a tanti giovani. Lo confesso. Ma è incredibile, mi ha fatto un piacere incredibile, ma spiega, È capitato racconta. quando ho mandato appunto alcuni brani che i miei studenti mi chiedessero appunto di poterli ascoltare insieme, quindi è stato veramente entusiasmante vedere questi ragazzi che comunque partecipano e condividono questi momenti con l'insegnante, che non è solo la professoressa severa e pretenziosa, ma anche insomma una persona che ha una vita artistica ricca. È questo. Ecco. Quindi tu parli a diversi tipi di pubblico, sfiori diverse corde. Ma perché? Chi ti ha spinto a fare questa cosa bellissima che stai facendo? Intanto, oltre alle foto che vi stiamo trasmettendo, vi faccio anche vedere qualche opera
fisica, ho in mano un CD da collezione, ragazzi miei, una delle tante produzioni di Paola Massoni che potete cercarle, ma bisogna cercarle bene perché non c'è una distribuzione in tutti i No, negozi, sul eccetera. sito questo dell'etichetta Radici Music Records è possibile acquistarlo, è un'etichetta discografica che cura molto anche il progetto grafico, il tipo di carta, oltre che naturalmente il contenuto. E si vede, si ecco. sente dentro poi tutti i testi, fotografie, il suo staff. Quell'albero qual è? Che albero è questo che E tanto ti questo che è in ispira? copertina è la Quercia delle Streghe, ma è anche la quercia dove si pensa che Carlo Lorenzini, il Collodi, abbia immaginato venisse appeso appunto Pinocchio. Siamo proprio nelle vicinanze di Collodi, è una quercia monumentale, veramente magica, e siamo andati a girare lì il video di un singolo, Io credo in te, e è capitata quella mattina una cosa straordinaria, perché mentre stavamo girando, e il video tra l'altro si può vedere, è su YouTube, è arrivato un bambino che si è seduto ad ascoltarmi mentre stavamo girando appunto il video, e sembrava veramente Pinocchio. L'abbiamo ripreso di spalle giustamente per garantire insomma la privacy, ma è stato un momento davvero spettacolare. Allora, qui noi dobbiamo capire però chi è questa Paola Massoni, perché fai questo, cosa ti spinge a calcare questi palchi, qual è la comunicazione che vuoi portare avanti, perché nella tua musica c'è un mix di tante cose, c'è anche una certa magia, una certa ricerca per fuggire, per scappare da questa realtà, o forse per trovarne un'altra che è miscelata alla nostra realtà, ma che non riusciamo a vedere. Dove vuoi guidare i tuoi interlocutori? Hai detto bene quando mi hai definito un artista che si racconta attraverso la musica, ma anche la scrittura, la poesia. Sono vari canali che io uso per comunicare un messaggio che è sicuramente di ricerca di sé, ma trovando se stessi attraverso queste creazioni poetiche, ma anche musicali, poi si riesce anche a trovare qualcosa di profondo che è nell'altro, e quindi si comunica proprio all'anima dell'altro, e quindi questo ci porta a trovare una maggiore armonia. E questo mio amore per la natura, per le Ecco, radici, anche quello, che di questi tempi ne abbiamo bisogno, ma anche tanto di amore per la natura, perché siamo completamente subissati da input di guerre e di uccisioni, di cose terribili. La natura l'abbiamo completamente dimenticata, e forse quando è stata l'ultima volta che siete entrati in un bosco? Ditemi un po' la verità, ascoltatori. Paola, dove ci porti? Anche in mezzo ai boschi, questo sì. ritorno alla natura e al bosco. Io al bosco Ritorno agli albori. ho dedicato un romanzo e anche un poema sinfonico, Sinfonia di un bosco rivolta. Fammelo vedere, questo è bellissimo, ragazzi, e questo è veramente bello, e soprattutto è dedicato non soltanto ai grandicelli, ma anche ai più giovani. Esatto. Adesso dovete farlo leggere ai vostri figli e ai vostri È una nipoti. fiaba, io la definisco un po' orwelliana, non è una favoletta, però dentro c'è una riflessione profonda sull'attualità, sull'epoca contemporanea, naturalmente attraverso un'allegoria. Però credo che sia un libro veramente adatto soprattutto agli adolescenti, e si chiude con un poema sinfonico, e il libro contiene appunto il QR code che rimanda a questa composizione e anche al cortometraggio, perché abbiamo girato anche questo cortometraggio di 20 minuti. Cioè, capite che questa signora porta avanti l'informazione che vuole farvi avere utilizzando tutte le possibilità, da quelle più tradizionali, quindi un semplice libro, più grosso, più piccolo, c'è anche questo, I misteriosi mondi di Melia. Cos'è? Questa è una trilogia teatrale, il testo poetico è scritto da me e anche le composizioni musicali,
diciamo la maggior parte sono composte da me, altre sono di autori classici rivisitati, riarrangiati ed eseguiti dall'ensemble Le Muse, che è un ensemble al femminile che ho fondato nel 2010. È stato un bel progetto, il viaggio di questa ninfa Melia che prende il nome da Melos, che vuol dire canto, che è la ninfa del frassino, che è un albero simbolico, che attraversa il mondo della natura, dell'anima e dell'oltre. Quindi se mi guardo un po' indietro nel tempo e percorro un po' i miei progetti, ritrovo che c'è un filo conduttore, no? Questo amore per la natura, per la ricerca interiore, per donare agli altri, perché non lo faccio solo per me stessa, anche se un artista lo fa prima di tutto perché ha bisogno di trovare qualcosa, di dare un senso, no, alla propria vita, però poi anche di condividerlo con gli altri. Quindi questo di cercare il senso per offrire bellezza agli altri e condividerla. E credo che, come dire, la felicità condivisa è quella più importante, quella che ci fa stare meglio. Quindi anche in questo tempo in cui insomma non si fa altro che non solo di parlare, ma di vivere anche momenti piuttosto bui, secondo me l'arte è una luce che non si deve spegnere, anzi deve riuscire a dare non solo uno spunto di riflessione, ma anche quella carica per non arrendersi, per contribuire ognuno in quello che può a migliorare un po' la realtà. Capite che questo è proprio il momento giusto per chiedere aiuto all'arte. E lo dico, sai, spassionatamente a ognuno di voi che ogni tanto deve veramente prendere e dire: bene, questa domenica vado a teatro, questa domenica vado a vedere questa mostra, vado ad ascoltare questo artista. Lo so, vi dovete quasi violentare inizialmente perché uscire di casa e adesso la benzina costa sempre di più e ci sono tutte ste menate che ci indeboliscono e bisogna reagire. E la reazione deve essere anche questa: cercare Paola Massoni ovunque, basta scriverla su Google, ma sugli store digitali, su YouTube, anche perché per chi cerca ancora più cultura c'è quest'altro libro, Giacomo Puccini, nato per il teatro, che se non me l'aspettavo veramente. Cos'altro hai fatto? Sono tanti i progetti, ti ho portato quelli diciamo più sì, perché sennò doveva venire col significativi. valigione, capito? Questo è un libro musicologico, però può essere letto anche da un pubblico di non addetti ai lavori, perché parla di Giacomo Puccini, che è un musicista che è nato nella mia città, è conosciuto in tutto il mondo, forse il più amato compositore operistico, ma l'ho voluto indagare come uomo creativo anche dal punto di vista della scenografia, dell'ideazione, dell'immaginazione della scena, proprio come un visionario. È un libro insomma di qualità e sono fiera di questo lavoro insomma a cui ho dedicato tanto tempo e cura. E diciamo che hai lasciato qualche cosa di importante nella tua carriera e stai lasciando quotidianamente delle tracce di desideri e che abbiamo tutti quanti noi, ma che magari non siamo riusciti a mettere insieme perché tutti noi abbiamo una cultura che ci porta verso la natura e che ci porta ad ascoltare buona musica, ma molte volte manca il tempo, la voglia, e tu cerchi di darci l'input, di darci la chiave. Sì. Sei è una molto distributrice bello di chiavi. quando qualcuno viene ai miei spettacoli, devo dire che sta crescendo cosa questo dice pubblico. La gente? Cosa dice? Che si sente nutrito da quest'ora e mezzo e riparte con una carica, con una pace anche dentro, perché dice: ma mi è sembrato che tu parlassi di me. E questa è una bella cosa quando ti viene detto questo. Per esempio uno degli ultimi spettacoli che ho fatto, perché ne continuo a fare uno dietro l'altro, signori. Io non riesco a starti dietro, ti dico la verità, cioè, mi mandi le segnalazioni, ma a volte nella mia programmazione e poi dopo passa, ne arriva una. È un doppio soliloquio
tra Sibilla Aleramo e Hannah Arendt, quindi ho attraversato questi due giganti, insomma, della letteratura e della filosofia del Novecento, e non tanto per parlare della loro letteratura o della loro filosofia, ma soprattutto per attraversare la loro vita di donna. Ed è stato per me molto importante dal punto di vista proprio della crescita personale, però anche per il pubblico è stato veramente un'immersione piacevole, una partecipazione, cioè il pubblico che viene non è solo uno spettatore, veramente partecipa di un'esperienza. Questa per me è la cosa più importante. E insieme viviamo qualcosa che ci fa uscire diversi da come eravamo prima. E allora si affronta la settimana, il periodo che verrà con un'altra carica, e questo secondo me è quello per cui penso di essere qui, insomma. Direi che è quello di cui abbiamo bisogno e avete bisogno anche voi a casa, cercando Paola Massoni. Chiaro che se abitate in zona Lucca la conoscono tutti quanti, però lei gira, quindi la potete richiedere, magari, perché no, chiamandola a fare uno spettacolo e a trasportare cultura. L'ultima domanda che ti faccio, poi chiudiamo proprio con uno dei tuoi pezzi che ci hai lasciato, ma Sì. poi trovate tutto quanto, lo ricordo, sugli store digitali e semplicemente su YouTube, anche così semplice. Su YouTube scrivete Paola Massoni e salta fuori gran parte della tua produzione. L'ultima domanda che ti faccio, visto che abbiamo passato da poco la festa della donna, visto che in uno dei drammi che stiamo vivendo, la guerra in Iran, vede anche tante donne protagoniste disprezzate quasi dagli uomini, schiavizzate dagli uomini. Quanta femminilità c'è in ciò che porti avanti e quanta battaglia al femminile c'è, e forse sotto traccia perché non la dai a vedere, ma secondo me c'è, ed è fortissima questa cosa, almeno io la percepisco. C'è in modo naturale, perché io sono una donna e mi sento tale, e quindi tutto quello che faccio lo faccio perché ho un grande senso anche materno. Sono una mamma, sono una mamma non solo di un figlio che diciamo è il dono più bello che ho avuto dalla vita, ma anche mi sento madre delle mie opere, delle mie produzioni, dei miei libri, dei miei spettacoli. E quindi quando io comunico, naturalmente non lo faccio con lo spirito, come dire, di mettere la donna davanti all'uomo, assolutamente. Secondo me è bellissima la pluralità, ma porto avanti le istanze femminili perché è giusto che le donne vengano rispettate per il loro valore. E ce n'è di valori che devono essere ancora un po' portati a galla, perché sono ancora lì che affondano, rischiano di non vedersi più o sono chiusi in un cassetto. Diciamo che ecco, anche la mia vita, come vivo io, porto avanti la mia battaglia al femminile senza sbandierarla, ma lo Certo, faccio e questa è la cosa con le più azioni. bella, è la cosa più bella. Anche in altri campi ci sono quelli che sbandierano determinati orgogli e ci sono quelli che vivono serenamente la propria diversità e la propria bellezza senza bisogno di fare foto strane o di sbandierare cose strane. Signori, anche questa è la nostra radio, Radio Libertà, ci chiamiamo così per questo. Penso che tu ci hai conosciuto anche Sì. proprio per questo nomignolo libertà, che significa tantissimo e che significa anche averti scoperto, e quindi per noi è un piccolo tesoro quotidiano che ci portiamo indietro e che mettiamo in onda, e gli ascoltatori approfittano di questa radio per conoscere artisti come te che purtroppo girando su altre radio difficilmente riuscirebbero È ad vero, ascoltare. infatti sono molto fiera di essere qui oggi e Di più ringrazio tutti. Di più noi, signori, anche perché in redazione ci ha portato delle cose buone da mangiare, quindi siamo molto fieri ora di andare in redazione, di mangiare qualcosa. Grazie davvero di questi bellissimi regali, soprattutto quelli culturali, che io, come ti dicevo, inoltrerò alla collega Oretta Pierotti Cei, che è quella Molto che fa volentieri. la trasmissione L'Angolo della Musica Classica il sabato alle ore 13,
e che lei queste cose, Giacomo Puccini, questo libro, se lo mastica, capito? Spero non fisicamente. Posso fare un annuncio Anche inedito, anche ineditissimo. Il 16 maggio faremo a Lucca, nella Casa del Boia, che sono i sotterranei delle mura, dei bastioni lucchesi, veramente un luogo molto suggestivo, lo Stabat Mater di Pergolesi, un grande classico, un capolavoro della musica sacra, con delle proiezioni, insomma, proprio per creare questa atmosfera di immersiva, per attraversare un grande dolore, ma anche per sublimarlo. E quindi sono molto contenta di preparare quest'opera che è magnifica. È anche un percorso di purificazione per tutti noi, ci vuole. Grazie a Paola Massoni, buona musica e buon viaggio. Noi ti seguiamo in questo bellissimo viaggio quotidiano. Chiudiamo Grazie. con la sigla, ma poi come riempitivo sceglieremo una delle canzoni ancora, dei pezzi, delle opere, perché è roba importante, di Paola Massoni. Grazie a Simone in regia, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.